Banca Popolare di Marostica. Una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Martedì 24 dicembre, Santa Adele di Falzel. È il 358esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 7 alla fine. Il sole sorge alle 7:49, tramonta alle 16:35. La luna si leva alle 23:49, tramonta alle 11:20. Il governo austriaco ordina ai sudditi delle province venete di festeggiare solennemente l'ascesa al trono di Francesco Giuseppe I. A Padova il popolo esprime la sua esultanza con fischi e lanci di sassi contro le poche case illuminate. Fino a lunedì 6 gennaio, assolutamente da non perdere, la suggestiva mostra 100 presepi a Spinea. Molti ed unici presepi esposti, costruiti con cura dalle mani sapienti di artigiani e volontari. La mostra è aperta il pomeriggio nei giorni feriali e sabato, domenica e festivi anche al mattino. Gli amici del presepio di Giavera del Montello vi aspettano al Tempio Regina Pacis per visitare il presepio artistico in movimento con effetti speciali. Dal 24 dicembre al 31 gennaio tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30. Dal 7 gennaio nei giorni feriali solo su appuntamento al 340 15 10 999. Le previsioni per domani. Cielo molto nuvoloso o coperto, probabili riduzioni della visibilità, specie in pianura e nelle valli. Precipitazioni. Nelle prime ore probabilità medio-bassa sulle zone meridionali e medio-alta su quelle centro-settentrionali, in successivo aumento fino ad alta ovunque. Si tratterà di fenomeni dapprima sparsi e poi diffusi, localmente abbondanti verso sera sulle zone montane e pedemontane, con dei rovesci. Limite delle nevicate a circa 1200-1500 metri, in possibile rialzo a 1400-1700 metri sulle prealpi. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie sulle zone montane più interne, in contenuto aumento altrove.